l'accusa del 75enne che a Padova aveva sparato contro alcuni studenti universitari ferendoli perché irritato dagli schiamazzi della festa di laurea. Dopo la denuncia l'anziano si è tolto la vita. 7 auto e un tir, maxi tamponamento in A4 a Padova Est, bilancio tragico, morte e 17 feriti, 2 di questi gravi, code chilometriche, autostrada chiusa. Momenti di terrore per una 19enne veneta in vacanza a Lignano a Sabbiadoro con i genitori. Un ladro entra in casa e palpeggia la ragazza mentre dorme. La giovanissima si sveglia e urla, l'uomo in fuga arrestato dalla polizia. Terremoto a corruzione a Venezia, salgono a 32 gli indagati. Per la procura Bugnaro sapeva di Boraso ma ha garantito il silenzio e l'accusa è sistematico perseguimento di interessi privati, blind trust controllato dai suoi uomini. Secondo gli inquirenti, fin dall'inizio dell'indagine sul comune di Venezia sarebbe emerso un contesto amministrativo improntato a un'illegittimità diffusa. Stamattina manifestazione silenziosa di protesta davanti a Ca' Farsetti. È stata ritrovata priva di vita Carla Bastarolo Visentina, la 63enne di Loreggia, scomparsa da domenica sera a Stintino da un resident turistico in Sardegna. Festa del Redentore, arriva la notte famosissima e domani sera dalle 19 in diretta su Antenna 3 la Santa Messa celebrata dal Patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione regionale dei nostri telegiornali. Dunque una doppia tragedia, quella che si è consumata in poco più di 24 ore a Padova, dove un uomo di 75 anni ha prima imbracciato un fucile da caccia e sparato contro un gruppo di studenti che stava festeggiando una laurea e poi, dopo la denuncia, si è tolto la vita. Un angolo dal sapore medievale della Padova universitaria, questo tra via dei Savonarola e via Cristofori. È qui, nei cortili interni di questi caseggiati, che in poco più di un giorno si sono consumate 2 tragedie. La prima poco dopo la mezzanotte di venerdì, la seconda poco dopo mezzogiorno, quando l'uomo che ha sparato su un gruppo di giovani che stavano festeggiando la laurea si è tolto la vita lanciandosi da un terrazzino del 3° piano di un condominio. Per ore sul posto hanno lavorato gli agenti della polizia scientifica che all'interno dell'appartamento hanno trovato un biglietto in cui l'uomo spiegava le ragioni del suo gesto, di cui non è stato diffuso il contenuto. Si sa che stava per mettersi a pranzo con la famiglia, una vicenda che nasce nella notte tra giovedì e venerdì. Un gruppo di studenti che vive in via Savonarola festeggia la laurea in economia nel loro appartamento. Dall'interno alcuni si spostano sul terrazzino e iniziano a leggere il papiro. Prima un bagliore, poi alcune gocce di sangue, dolore al braccio per uno, all'orecchio per un altro, schizzi anche sul papiro. Pochi secondi ed è chiaro che sono stati raggiunti da una fucilata sparata da poca distanza. Immediata la telefonata ai carabinieri, mentre 3 studenti tra i 21 e i 26 anni ricorrono alle cure del pronto soccorso con prognosi di pochi giorni. Sul terrazzo dell'appartamento i militari rinvengono altri pallini di piombo. L'ipotesi è semplice: il colpo è partito da uno dei condomini vicini. L'incrocio tra i vari dati permette ai carabinieri di individuare il responsabile, il 75enne. Nel suo terrazzo i militari sequestrano un fucile da caccia regolarmente denunciato, una cartuccia esplosa e altre cartucce. Per lui scatta la denuncia, mentre in città la condanna per il fatto è unanime e arriva anche dalla magnifica rettrice Daniela Mapelli. La tragedia sfiorata 24 ore prima diventa tragedia reale con la morte del 75enne su cui adesso indaga la procura. Gravissimo incidente in una delle giornate da bollino nero dell'esodo estivo poco prima di mezzogiorno in A4 nel territorio del comune di Vigonza nel Padovano. Un violento tamponamento che ha coinvolto un mezzo pesante e 7 auto ha causato una vittima e 17 feriti. 2 ricoverati a Padova, sono in gravi condizioni, traffico in tilt tra Padova e Venezia fino al tardo pomeriggio. 11:50 è il traffico del sabato di luglio del grande esodo, quello che percorre la A4. Il dramma si consuma nel territorio del comune di Vigonza in direzione di Milano, all'altezza dello svincolo con la A13. Tutto accade in un attimo. Nel tratto ci sono alcuni rallentamenti per il traffico intenso. La Hyundai con un'intera famiglia a bordo rallenta ma viene tamponata da un mezzo pesante contro cui finiscono altre 6 auto. Il bilancio alla fine è tragico. Sull'asfalto ci sono un morto e 17 persone ferite. Ad avere la peggio il conducente della Hyundai. Dell'auto restano solo lamiere accartocciate. Stefano Campagna, 55 anni, di Carpineto Romano, viaggiava con la moglie ferita, la figlia portata in ospedale in
elicottero in gravissime condizioni a Padova, dove è stato trasportato in prognosi riservata anche un altro ferito, il figlio è rimasto illeso. Per fare entrare in autostrada i mezzi di soccorso, tutti i caselli vengono chiusi. In direzione di Milano le code supereranno i 10 chilometri. Operazioni difficili quelle condotte dai vigili del fuoco e del personale del SUEM 118, che dopo aver estratto i feriti dalle lamiere li hanno stabilizzati prima del trasporto in diversi ospedali dell'area. Attivati subito anche gli addetti di cave e i volontari di protezione civile, che per ora hanno cercato di aiutare gli automobilisti intrappolati consegnando bottiglie d'acqua. La prima a essere riaperta è la circolazione in direzione di Venezia. Sulla carreggiata opposta per ore sono stati condotti rilievi da parte degli agenti della polizia stradale. Solo verso il tardo pomeriggio la situazione è tornata alla normalità in questo sabato che si è trasformato in tragedia. Cede il corrimano in legno della Scala e cade nel vuoto. Avrebbe perso così la vita un uomo di 77 anni residente a Campodarsego ma originario della provincia di Catanzaro. Il suo corpo senza vita è stato trovato nella tarda serata di ieri alla base della scala metallica interna della casa. Ancora da ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Sul fatto indagano i carabinieri della stazione. Di sicuro il corrimano ha ceduto, ma non si esclude che l'uomo possa essere stato colpito da un malore. La salma è a disposizione dell'autorità giudiziaria. Entra in casa per mettere a segno un furto, poi tenta di violentare una ragazza che sta dormendo. Denunciato un quarantenne, il fatto è accaduto a Lignano Sabbiadoro, vittima una 19enne veneta. Una vacanza che si è trasformata in un incubo per una 19enne in villeggiatura a Lignano con la famiglia. La ragazza la notte tra il 14 e 15 luglio scorsi stava dormendo nella sua stanza quando si è svegliata di soprassalto, trovandosi faccia a faccia con un uomo che la stava palpeggiando nelle parti intime. La giovane terrorizzata ha iniziato ad urlare, svegliando i genitori che dormivano nella stanza accanto e mettendo in fuga il malvivente è entrato nell'abitazione per mettere a segno un furto. Passato lo shock iniziale, la 19enne ha chiamato la polizia, alla quale ha fornito una descrizione dell'aggressore. Gli agenti si sono messi subito sulle sue tracce, concentrando le ricerche in particolar modo nella zona di Lignano Pineta. In poco tempo sono riusciti a trovare il presunto responsabile, un quarantenne italiano, che è stato portato negli uffici di polizia dove la vittima lo ha identificato. Per lui è scattata una denuncia a piede libero per violazione di domicilio, violenza sessuale e furto. Il GIP ha concesso un provvedimento di custodia cautelare in carcere nei confronti dell'uomo, che è stato condotto nella casa circondariale di Udine. Nel frattempo la 19enne è stata assistita psicologicamente dagli agenti, in particolar modo da una poliziotta che è stata accanto alla ragazza aiutandola a riprendersi dal trauma vissuto. Il padre della giovane vittima ha voluto ringraziare l'agente per il sostegno dato alla figlia, facendole recapitare un mazzo di fiori. Sistematico perseguimento di interessi personali è l'accusa mossa dalla Procura di Venezia al sindaco Luigi Brugnaro. Per i magistrati il Blind Trust è controllato dai suoi uomini. Sale intanto a 32 il numero degli indagati. Secondo i magistrati che lo hanno indagato, l'attività da sindaco di Luigi Brugnaro è stata caratterizzata da un sistematico perseguimento di interessi personali, in un quadro nel quale, anche alla luce delle intercettazioni, la messa a profitto dell'area dei Pili rappresentava per lui un continuo cruccio. Mentre il numero degli indagati è salito a 32, tra cui il magnate di Singapore Kin Kiat Kwong e il direttore generale del Casinò Alessandro Catarossi, nelle 940 pagine dell'inchiesta della Procura di Venezia, i PM definiscono inefficace il Blind Trust, cioè il fondo fiduciario creato per evitare conflitti di interesse al sindaco. Da un lato scrivono perché è evidente come Brugnaro non abbia in realtà dismesso la propria partecipazione alle società, dall'altro perché il Blind Trust è in mano a persone definite fedelissime, alti funzionari del comune, persone che svolgono tuttora l'incarico di amministratori del reticolato di società del Primo Cittadino. Sono accuse che Brugnaro ha fermamente respinto a più riprese. So di avere la coscienza non pulita, pulitissima, non aver fatto nulla. Le storie che mi riguardano sono legate al solito discorso di Pili e tutto quello che ci va dietro dal 2015, conflitto di interesse che non c'è. L'ho già detto, non ho fatto mai niente di male. Ovviamente sono addolorato perché auguro a tutti voi di non trovarvi in situazioni di questo tipo quando sai di essere totalmente innocente, però insomma è giusto che si facciano i controlli.
Secondo i magistrati, Luigi Brugnaro, ma anche assessori, altri dirigenti, amministratori delle partecipate e figure di spicco hanno avuto l'evidenza di ciò che è definito il mercimonio della funzione pubblica dell'assessore Renato Boraso, ma si sono ben guardati dal riprenderlo, dal censurarlo e dal denunciarlo. I PM definiscono in questo senso clamorosa l'oramai nota intercettazione del marzo scorso, quando Brugnaro avrebbe avvisato Boraso delle segnalazioni sugli illeciti, ma, scrivono i magistrati, solo al fine di invitarlo ad essere più prudente. A Venezia le indagini hanno fatto emergere un quadro generale di illegittimità diffusa e consolidata, una situazione secondo gli inquirenti che si verificava tanto in comune quanto nelle partecipate o in città metropolitana. Fin da subito le indagini svolte dalla Procura di Venezia in comune hanno fatto emergere un contesto amministrativo improntato a un'illegittimità diffusa, una corruzione ambientale con criticità nella struttura amministrativa del comune, delle partecipate, della città metropolitana e in strutture regionali come la Commissione VAS o l'ARPAV. È un quadro inquietante quanto clamoroso, quello descritto nelle richieste di misure cautelari dei pubblici ministeri. Tutte le interferenze sull'attività amministrativa, notano i PM, sono avvenute senza alcuna reazione e opposizione da parte dei funzionari, segno che per loro era prassi consolidata e accettabile. A detta dei magistrati, le regole di trasparenza e di perseguimento dell'interesse pubblico in Comune di Venezia appaiono non raramente sacrificati a favore degli interessi particolari degli amministratori e degli imprenditori con rapporti privilegiati e occulti. Ci sono danni erariali da quantificare, competenza della Corte dei Conti che, come è stato per lo scandalo del Mose, potrà intervenire la Procura della Corte dei Conti per far esercire il danno erariale, ma noi riteniamo che il Comune di Venezia debba comunque anche costituirsi parte civile al processo penale quando inizierà, chiaramente, perché è difficile pensare che con questa mole di materiale probatorio non si arrivi a qualche rinvio a giudizio, che è cosa diversa dall'iscrizione al registro indagato. Quindi, per carità, presunzione di innocenza fino alla fine, ma nel momento in cui inizierà un processo penale io ritengo che il Comune debba costituirsi parte civile. Secondo i magistrati, negli ultimi tempi l'ex assessore Boraso si sarebbe particolarmente dedicato ai progetti del Bosco dello Sport, dove avrebbe già raggiunto accordi corruttivi per inserire alcune imprese nell'area e per l'aggiudicazione di alcune opere. Intanto cambi di telefono, sistemi anti-trojan, tecnologia anti-infiltrazione per evitare di essere intercettati dagli investigatori hanno rappresentato una continua sfida per la Guardia di Finanza, tanto da meritarsi un capitolo proprio nella richiesta di misure cautelari firmata dai pubblici ministeri. Alcuni funzionari pubblici avrebbero perfino chiesto alla società comunale Veris di avere apparati di ultima generazione non infiltrabili. E davanti a Ca' Farsetti una manifestazione silenziosa, senza cori e slogan, per chiedere le dimissioni del sindaco Luigi Brugnaro. Ecco le voci dei manifestanti tra chi si augura una rinascita della città e chi sostiene che oramai per salvare Venezia sia troppo tardi. Alle 11 di mattina, di fronte a Ca' Farsetti c'è un'atmosfera surreale, una manifestazione di protesta silenziosa per chiedere le dimissioni del sindaco e della giunta. Il Comune di Venezia è travolto da un'inchiesta giudiziaria senza precedenti e che appare in continua estensione. In fondamenta si riunisce una folla eterogenea per età, professioni e classi sociali. Il portone del municipio è chiuso. Sono presenti solo alcuni consiglieri di opposizione. Oggi si dimostra effettivamente che è la voce del popolo. Brugnaro perde tutti gli alibi che ha sempre portato avanti fino adesso, dicendo che erano pochi esagitati quelli che volevano le sue dimissioni. In mezzo a tanti dibattiti, a tante parole, questo sembra quasi un momento di riflessione, persino di raccoglimento per una città che ha vissuto giorni migliori. Poi, naturalmente, c'è anche lo scambio di opinioni in quella che pare una presa di coscienza collettiva. La città perde abitanti. Il lavoro è più degradato, ci sono poche offerte di lavoro solo nel turismo, cioè ci sono dei valori fondanti di una civitas che si stanno sgretolando, eppure sembra che tutto va bene, no? I nostri figli che mondo lasciamo? I miei figli sono costretti ad andare via da Venezia, uno è già a Milano e una a Trento. Credo che siamo la generazione che ha vissuto la normalizzazione di questi comportamenti, di queste vicende nella politica, e credo che sia ora di dire basta. Io sono un cittadino di Mestre, sono venuto perché ritengo che la situazione sia abbastanza grave e meriti una risposta della città.
e però non sono dei centri sociali. Noi facciamo una vita tristissima perché non ci sono più le comunità sociali cittadine. Noi qui a Venezia, i residenti di Venezia, non hanno peso politico. C'è un consenso in questa città nei confronti dei ladri incredibili. Ci sono categorie che non pagano le tasse e che votano Brugnaro, e quella cultura è quella che sta distruggendo la città. Persino il Redentore non ha più la forma spontanea di una volta. Oggi è una manifestazione con gli sponsor, in cui la città è travolta da un'enorme mole di turisti, tra le maggiori dell'anno. Ti chiedono la prenotazione, il QR code, cosa che il veneziano è completamente estraneo, è una cosa spontanea. Io è anni che non ci vado più e quest'anno forse ci vado, ma clandestinamente. Non mi auguro nulla. Credo che la città sia persa, quindi spero fra più tempo possibile, ma non ho più speranze. Siamo messi troppo male. Mi pare di sì. Grave incidente all'alba sulla strada regionale 104 Monselice-Mare. Erano le 6:30 quando un'auto ha travolto un ciclista. Nonostante gli immediati soccorsi da parte del conducente del veicolo, per un cittadino marocchino di 24 anni in Italia senza fissa dimora non c'è stato nulla da fare. I sanitari del 118 arrivati sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Al vaglio dei carabinieri di Galzignano Terme la dinamica dell'incidente. Secondo i primi accertamenti sarebbe stato proprio lo sfortunato ciclista ad attraversare la strada. Sul posto si sono formate lunghe code. E tragico epilogo per Carla Bastarolo Visentin, la 73enne di Loreggio, scomparsa da una settimana, è stata trovata morta in Sardegna, dove si trovava in vacanza. È stato un drone dei carabinieri a trovare il cadavere di Carla Bastarolo Visentin, la 73enne di Loreggia che era scomparsa da sabato 13 in Sardegna. L'anziana si trovava in vacanza col marito e 2 nipoti a Cala Lupo, nel nord dell'isola. Il suo corpo è stato rinvenuto anche col supporto di unità cinofile del gruppo dei cacciatori di Sardegna in una zona impervia, difficile da raggiungere e con vegetazione intricata, tanto da rendere necessario l'uso di una motosega per tagliare i rami. Si trovava a poca distanza dalla residence che era stato scelto dalla figlia in quanto considerata una struttura chiusa e protetta. L'anziana infatti soffriva da qualche tempo di problemi di memoria. Sabato scorso la signora Carla aveva detto al marito che usciva per stendere un vestito. Di lei però si sono perse le tracce. Le ricerche sono iniziate domenica concentrandosi nella zona di Cala Lupo con dispiegamento di forze dell'ordine e protezione civile che hanno utilizzato anche motovedette e sommozzatori. Nelle ultime ore le operazioni si erano estese anche alla zona di Capofalcone e alla costa ovest fino al tragico epilogo. È una tragedia per la famiglia prima di tutto e per la comunità. Abbiamo sperato fino all'ultimo in un epilogo diverso. Mi hanno chiamato mezz'ora fa e non ho ancora avuto modo di contattare la famiglia. Approfitto di voi per poter portare davvero la vicinanza di tutti e il sostegno per quanto possibile, per quanto avranno bisogno di tutta la comunità di Loreggia. Questo a nome mio, a nome della mia amministrazione. Spiace soprattutto perché è un momento che doveva essere un momento di gioia. So che era in riposo, in ferie con i nipotini, si sia tramutato poi in un momento così triste per tutta la famiglia. La figlia di Carla Bastarolo Visentin, titolare di una cartoleria aresana, ha raggiunto in queste ore la Sardegna. Sarà l'autorità giudiziaria a fare chiarezza sulle cause della morte e su come abbia fatto la donna raggiungere quel luogo impraticabile dove è stata trovata senza vita. La presenza del comune è assicurata, loro basta che ci chiedano e tutto quello che sarà possibile fare per collaborare, per aiutare e sostenere in questo momento tragico, il comune c'è. Continua il caos negli aeroporti veneti a seguito del bug informatico rilasciato ieri da una società partner di Microsoft che avrebbe dovuto innalzare il livello di sicurezza di tutti i sistemi che utilizzano le piattaforme americane. Invece ha generato disagi che si sono protratti anche oggi. In particolare, oltre ai ritardi, oggi all'aeroporto Marco Polo di Tessera, oltre 150 passeggeri del volo Volotea delle 9:45 per Pantelleria sono stati lasciati a terra mentre il volo in ritardo decollava vuoto. Tanta la rabbia dei passeggeri che avevano prenotato una settimana di vacanze già pagate tra famiglie con figli e turisti abitudinari. Lo sconforto è immenso. Volotea ha mandato messaggi chiedendo se i passeggeri volessero il rimborso o il cambio volo gratis, ma il prossimo volo per Pantelleria è solamente tra una settimana.
È partita oggi anche nella Marca la raccolta firme per chiedere il referendum abrogativo della legge sull'autonomia differenziata e dannosa per le famiglie e i comuni, affermano dal comitato promotore che si appella alla coscienza del presidente ANCI Veneto Mario Conte. I comuni, dicono, saranno sempre più penalizzati. Perché un governo che propugna tanto l'autonomia continua a togliere risorse e trasferimenti ai comuni, alle province, ad esempio, meno 77 milioni in Veneto di trasferimenti da parte dello Stato. Questo è uno Stato che crede all'autonomia o che utilizza in maniera ideologica il tema dell'autonomia. Con questo interrogativo si apre ufficialmente anche nella Marca la raccolta firme per arrivare al referendum abrogativo dell'autonomia differenziata, quella legge Calderoli fresca di pubblicazione che rischia, dicono i promotori, di penalizzare ulteriormente le aree interne e gli stessi enti locali. Insomma, il regionalismo spinto può fare male ai comuni. Percepiamo nel territorio, anche da parte di molte amministrazioni comunali, una forte critica per come è stata strutturata questa riforma. Dall'ANPI in particolare parte un messaggio al sindaco di Treviso, che è anche presidente dell'ANCI del Veneto. Io faccio appello anche alla coscienza di Mario Conte. Poi Mario Conte si è dichiarato molto più volte antifascista e credo che questo spaccare l'Italia in questo modo sia tutt'altro fuorché una posizione antifascista. A impoverirsi, dicono dal comitato, saranno poi famiglie e imprese. In un contesto sempre più internazionalizzato, 20 modelli economici rischiano di innescare guerre interne, fuga di giovani e manodopera. Per questo la CGIL si rivolge allo stesso mondo imprenditoriale. Quindi le dice Confindustria, giochi a carte scoperte. Io dico che se hanno qualcosa da dire è bene che lo dicano e lo dicano in maniera trasparente, proprio perché tutti i cittadini ne siano consapevoli e possano tener conto anche del loro punto di vista. Un'ultima notizia prima di salutarci: dalla cerimonia solenne alla benedizione per la città. Venezia rinnova il voto secolare per la liberazione dalla peste. Domani dalle 19 in diretta su Antenna 3 la Santa Messa celebrata dal Patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, dalla Basilica del Santissimo Redentore alla Giudecca. Per l'occasione il telegiornale di Treviso andrà in onda dopo la celebrazione. Ed è tutto, vi lascio alla sigla e poi le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e buona serata.